Sicilia all'edizione 2023 della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, con uno stand di oltre 1000 metri quadrati. I dettagli e gli interventi di Schifani ed Elvira Amata. Giuliana Miccichè. Trascorsa la burrasca sollevata dal caso della partecipazione plurimilionaria della Sicilia al Festival di Cannes, la regione siciliana si presenta alla prossima edizione della BIT 2023, reduce da una stagione che ha registrato ottimi riscontri in termini di arrivi turistici, sia nazionali che internazionali. La Sicilia sarà infatti ancora una volta in vetrina negli spazi di Fiera Milano City dal 12 al 14 febbraio con uno stand di ampio impatto visivo ed emotivo, progettato dal personale interno all'assessorato regionale al turismo, di ben 1015 metri quadrati e caratterizzato da grandi schermi LED wall e superficie a specchio a contorno di un marketplace, una piattaforma a disposizione dei visitatori per partecipare ad appuntamenti, incontri ed eventi che porranno in risalto le attrattive di un territorio in costante evoluzione, ricco di stimoli, prodotti e meraviglie naturalistiche che da anni ne delineano il successo. Saranno 64 le postazioni di lavoro, occupate da 16 tour operator, 10 agenzie di viaggio, 22 strutture ricettive, 2 aziende di trasporto, 4 DMO. Island of Sicily, Madonie Targaflorio, Valle dei Templi, Costa del Mito, West of Sicily e 4 aeroporti siciliani, Catania e Comiso, Lampedusa, Palermo e Trapani. E il presidente della regione, Renato Schifani, commenta: le strategie di promozione turistica della regione siciliana sono in via di definizione, ma una cosa è certa. Al centro delle azioni ci sarà speciale rilievo per l'immenso patrimonio storico e culturale del territorio. La nostra terra è intrisa da millenni di storia, oggi fonte di ispirazione per le nuove generazioni di creativi, siano essi legati alla moda, al cinema, al teatro, alla letteratura o all'arte contemporanea. È sotto gli occhi di tutti quanto la Sicilia, la sua architettura, i suoi colori, profumi e sapori siano alla base dell'estro creativo di artisti internazionali e nazionali. Non è infatti un caso che importanti produzioni cinematografiche e televisive, The White Lotus, The Bad Guy, I Leoni di Sicilia, per citarne alcune, abbiano trovato proprio nella nostra terra il palcoscenico naturale e la scenografia perfetta per la loro realizzazione, conclude. L'inaugurazione dello stand della regione è in calendario domenica 12 febbraio alle 11. Il presidente Schifani e l'assessore al turismo Elvira Amata saranno impegnati lunedì 13 febbraio alle 12, sempre allo stand della regione, nella tradizionale conferenza stampa, nel corso della quale saranno ufficialmente illustrati gli ottimi risultati raggiunti nel 2022 nel settore turistico, ma anche i nuovi obiettivi che si pone la regione, volti a incentivare la destagionalizzazione e motivare l'attenzione da parte di nuovi target, alla ricerca di stimoli alternativi al solo mare. E la stessa Amata aggiunge: la Sicilia, con le sue preziose unicità, unitamente all'infinita ricchezza enogastronomica, si pone ormai da tempo tra le mete favorite dei turisti provenienti da ogni parte del mondo. Per questo la Regione sta mettendo in campo ogni sforzo in ogni occasione. E la BIT di Milano, che rappresenta una vetrina internazionale di alto profilo, è certamente una di queste per continuare a promuovere presso gli operatori del settore e il vasto pubblico nazionale e internazionale di viaggiatori e appassionati l'immagine della nostra isola e l'offerta delle sue enormi e variegate proposte tali da soddisfare ogni esigenza esperienziale ed emozionale del turista viaggiatore. H24 è il intermediario molto spesso